Ieri sera protagonista di una bellissima trasmissione su Rai 2 insieme a Tiziano Ferro, Laura Pausini, che sinceramente trasmissione che ho perso tra l'altro, quindi non ho avuto la possibilità, non posso oggi parlare di questa trasmissione proprio perché non l'ho vista. Intanto abbiamo una telefonata in onda, buongiorno, chi abbiamo in linea? Ho capito, buongiorno, ho capito. No, prende bene, buongiorno. Iachino, tutto bene? Tutto bene, sì, ormai, ma sa, non tanto dalla voce, che voglio dire, è una voce abbastanza comune la sua. Voce, sì, è una bella voce, devo essere sincero. È molto affascinante, mi dicono le donne che è molto affascinante. Sì, alla radio rende anche bene, devo dire. No, lo riconosco così perché ogni volta sento dei rumori di sottofondo molto tipici di località, non so, affollate, turistiche. Per esempio, adesso dove si trova lei? Sento tanta confusione. A Roma c'è stato il massetto no Colosseo. Cioè, avete già iniziato? Certo, abbiamo deciso ci mettiamo perché in terra e no. poi tutta la maiola che andiamo mura in modo che questo budello finisce, ma non ci sono più terra, cose, piccole che cascano e una camomia. Ma scusate, ma vi è visto già qualcuno per aria? Un momento, Orazio, te ancora che sopra che mi sono all'ultimo piano del Colosseo. No, per carità. Hanno tutta una serie di controsoffitti. No. Controsoffitti perché ho detto non ci potevamo fare. Non facciate cose pericolose, per favore. Facciati facciamo dopo alla fine. Vabbè, no, volevo dire di stare attenti. Ponteggio, Sandro Chito Sabbrancia che farà scimmia, no? Sabbrancia che mura, ci monta il ponteggio, e poi noi facciamo bella facciata, facciamo sesteato e poi con fracasso c'eravamo bello copo. Il fraché? Fracasso. No, fracasso non sono brutte parole, No. È un aggeggio di noi muratori, lei è pratico ovviamente non sa. Certo. Comunque niente, per i regali di Natale, so che state parlando dei regali. Sì, stiamo parlando di regali di Natale. Io ce lo dico ora perché Orazio è da supera, non mi può sentire. Sì. Lei proprio. Sì, regala a Orazio che bello però, bello. A Orazio ce lo voglio regalare una bella candarella multiuso, bella, che ci serve per impastare la cucina, per impastare il cemento e per fare magari un basto per puppietta patate. Ma che schifo, certo, cioè lo mette nelle condizioni di impastare la carne dove prima ha impastato la calce. I patate, ma che vuole la carne? I patate sono meglio la carne, i patate. Questa la so. Niente, stiamo facendo che lui con la manicola poi impasta, capito? E viene la fine del mondo, la fine del mondo, Orazio però non sa prendere, Invece a Sandro ci sto regalando un po' spartito, visto che io va rubando cose, che ogni volta scassare molto, tanto vale che quando io caglia la canna insieme andava a potto, cose. Ascolti, Iachino, ascolti, posso accettare il contenitore, lì come si chiama, la cantarella, ecco, posso accettare questo per... Ma lei che dice, ce la metto una manicola nuova pure? Ci metto una manicola col manico del rate che da noi c'è. Bella. Mi raccomando, tutta plantata in oro. Ma addirittura. Beh, insomma, un po' esagerato. Un po' pacchiano. Cioè, voglio dire, lo manda in giro a lavorare con questa cazzuola con il manico. È una cazzuola, vero? No, volevo dire. Vabbè, sì, volevo dire un'altra cosa, però va bene. Meglio di no. Le costerebbe troppo, non è il caso in questo periodo di crisi. L'altro giorno è venuto il sindaco Alemanno, è venuto a fare visita al Colosseo per vedere come procedono i lavori, e ci disse che si stavano mettendo, perché io non so per quale motivo, o un calo di pressione o forse un po' di tensione, io sbinivo davanti, ci stiamo mettendo perché o forse fu forte prego, se forte pregare assai. No, guardi, c'è la pressione, c'è insomma, sbinivo. Guardi, tanto è vero che io l'altro giorno, un pochi minuti fa le ho chiesto, ma qualcuno vi ha visto? Perché avevo i dubbi che... Ma noi si sa come facciamo, no? Amiamo fare le sorprese, poi una volta che viene noi il bello Colosseo completo, che non ci mancano più i pezzi di sopra, ci stiamo facendo tutta la ricostruzione intera, e ci stiamo mettendo delle belle finestre, perché... Ma no! Questo si finisce questo modello quando uno lascia la porta aperta, uno sai, Colosseo, invece ci mettiamo belle porte chiuse, così si finisce sto modello. Questo è vero, così la smettiamo di... Sì, questo è anche... Tutte le verande di alluminio dozzato, bello, ci mettete i fila per stendere, ci facciamo stare. Ma come? Scusi, ma quindi lei vuole in sostanza adibire il Colosseo ad abitazione così per... Ma scusa, ma secondo lei tutto lo spazio non è penso che c'è gente che cerca casa, gente che senza demora, gli mettiamo sono 3 piani e facciamo bene. L'ho capito, però guardi che la destinazione d'uso del Colosseo non era e non lo è tutt'oggi proprio per civile abitazione. Che cos'è allora? Ma è così, è un monumento, è messo lì, è un monumento storico, è una delle 7 meraviglie. Ma quindi tutto sto rubato.
Ma no! Meraviglioso, però dopo lei ne capisce assai di architettura. Ma no, io non ne capisco tanto, su questo ha perfettamente ragione, si però mi sembra che lei stia un po' esagerando. Ma scusi, già ha allestito tutto, c'è già tutto pronto? Allora facciamo una cosa. Non potete tornare indietro? Facciamo una cosa. Orazio, fermati che cambiamo il progetto. Facciamo una cosa, doppiamo tutte queste botte. No. Cerchiamo belli 4 padroni e io doppiamo tutto cose. Mettiamo la guaina di Inza, io inghiamo di acqua e facciamo una grande piscina. Bello. Buono. Bello, effettivamente. Bello, effettivamente. Bello, chilo di acqua. Abbiamo un po' di vino, che fosse chilo di vino, una ricreazione. Mamma mia. Ora ci pensiamo, vediamo che ne pensi il sindaco. Appena si riprende che ora è stato recuperato, perché appena si questa cosa, ma perché si pigliava una cosa, ma non lo so io. Quindi oggi dobbiamo aspettarci dai maggiori TG nazionali questa notizia, insomma, che a causa di... Non lo sa nessuno, che fate scherzare, non facciamo trapelare notizie completamente, noi lavoriamo in discrezione, capisci? Noi siamo discreti, non è che quando io ci cai cose sano, non esiste, appena finiamo il lavoro che ci vediamo anche la facciata, ci facciamo, mi ha dato una bella idea, stoppiamo tutto cose, ci mettiamo una bella guaina, guardi, io non accatta 4-5 km da guaina. Io non volevo darle questa idea, guardi, non ho detto una cosa del genere io, comunque vabbè, lei ha trovato ispirazione in tal senso. Il di acqua, il numero 1 del mondo, lo facciamo coperto o scoperto? Ma guardi, lo faccia sia coperto che scoperto, cioè con un tetto insomma che all'occorrenza può anche sparire. Ci può mandare lei un'email? Va bene, guardi, io vedere un progetto. Adesso faccio uno schizzetto e poi glielo mando via email. Orazio, direttore, fa uno schizzetto. No, vabbè. Faccio un progetto. Uno schizzetto progettino. Faccio un progetto. Faccio un progetto. Senta, per il pranzo oggi tutto a posto? Sì, tutto bene, tutto a posto. Oggi stavo mangiando, abbiamo qua carne di cavallo, la carne di cavallo che siccome sai che qua davanti al Colosseo ci sono i soldati romani, no? No, non mi dica che... Allora Sandro, con una scusa, si mise a giocare un suo ci vince un cavallo a uno di questi romani, ci vince uno, chi lo sapeva il gioco delle tre capi, perché Sandro vive a Torino in realtà, però è napoletano della zona, no? È napoletano dell'animo. No, io proprio di nascita, io conosco loro, io è il numero uno, per cui ci vince un cavallo qua romano e insomma, niente, ora stiamo arrostendo, mi pare che mi sono da banna perché vero un fumo io. Bene. Mi ha fermato il mondo, sta chiamando, ci vuole una volutarini ora, non è che ci vuole un mazzetto. Vabbè, la saluto, ma... in bocca al lupo e buon pranzo, Grazie, stacca tutto cosa che ci facciamo una piscina ora. Mi faccia sapere, buona giornata. Grazie.